È stata Pesaro ad ospitare il Marche Pride 2022, l'orgoglio LGBT fatto di tutti i colori arcobaleno. Ha sfilato sul lungomare da Piazzale della Libertà fino a raggiungere Baia Flaminia. Qualche eccesso provocatorio forse nei costumi, ma la massima serenità e consapevolezza della diversità, accolta di buon grado dalla città a partire dalle massime istituzioni, nonostante qualche provocazione emersa in città nelle ore precedenti la manifestazione ed il mancato patrocinio della Regione Marche. Siamo molto felici che il Pride regionale approdi a Pesaro per la prima volta e credo anche in nome di una realtà associativa molto viva che a Pesaro anche tra i teenager e adolescenti è molto attiva sul fronte dei diritti dell'associazionismo e anche appunto del saper guardare le politiche di inclusione. Pesaro è stata scelta quest'anno dal coordinamento Marche Pride, nato allo scopo di organizzare e promuovere fin dal 2019 la manifestazione. Il coordinamento raccoglie le associazioni marchigiane LGBT+, e diverse associazioni attive impegnate nella tutela dei diritti umani, di quelli civili, sociali e della cultura della laicità. È bastato porgere il microfono per capire quanto importanti e seri siano i problemi sul tappeto. Qui oggi per riaffermare che cosa? I vostri diritti, penso. I nostri diritti che poco tempo fa con il DDL Zan sono stati ulteriormente calpestati e rinnegati ulteriormente e noi siamo qui per lottare oltre che per i nostri diritti a fianco delle donne contro la misoginia e a fianco ai disabili contro l'abilismo. Noi siamo un'associazione dedicata alle famiglie, siamo a fianco dell'Arcigay perché anche noi combattiamo la discriminazione a favore di tutte le famiglie che sono alternative a fianco alla famiglia tradizionale, quindi anche quella omogenitoriale, quella monogenitoriale, i divorziati, le famiglie ricomposte, quindi noi siamo qui per affiancare l'inclusione, ovvero chiunque è libero di essere se stesso e di sentirsi accolto. Difficile contare il numero delle persone partecipanti, molti anche curiosi, certo invece il messaggio lanciato a corpo libero, il tema di quest'anno. Siamo presenti ormai da diversi anni e quindi difendiamo i nostri diritti anche manifestando in modo divertente.